Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Con noi Nicola Veronese. Nicola Veronese è scienziato, medico, professore universitario all'Università di Palermo, tra le persone più conosciute nel suo ambito a livello mondiale, e quindi adesso vogliamo da lui qualche notizia e conoscerlo un po' meglio. Sì, in pratica ho, come si può dire, Leandro caro, alcune riconoscimenti, insomma. In primis sono tra i top Italian Scientists, significa tra i ricercatori italiani più citati ovviamente nella parte di medicina, insomma medicina interna in particolare. E poi ultimamente ho ricevuto anche un altro riconoscimento tra l'1% degli autori più citati al mondo, tra i ricercatori più citati al mondo, insomma, ecco, quindi questi due in pratica. Ecco, tu a Palermo sei un docente, però la tua specialità è geriatria, mentre a Palermo che docenza hai? Sì, a Palermo in pratica ho la docenza di geriatria per gli studenti di medicina e chirurgia, nonché insegno poi medicina interna agli studenti di logopedia e di infermieristica in pratica, perché la geriatria e la medicina interna sono lo stesso settore, quindi i docenti di geriatria insegnano medicina interna, ovviamente anche viceversa, insomma. Ecco, è un po' un'anomalia che un ragazzo giovane come te si sia specializzato in geriatria. Forse conoscendo la tua famiglia avevi genitori abbastanza anziani e forse è stata anche questa una delle cause. Però in un paese come l'Italia, che sta invecchiando sempre di più, quanto è importante gli studi che stai facendo tu in particolare e quanto è all'avanguardia l'Italia in questo campo? Allora, l'Italia dopo il Giappone è sicuramente il paese con l'invecchiamento più importante dal punto di vista demografico ed epidemiologico, quindi la quantità proprio di anziani, la percentuale di anziani in Italia è una grande maggioranza, assolutamente. Ecco, può dire quanto è importante la mia ricerca? Lo spero che sia ovviamente importante. Io sono un epidemiologo, cioè mi occupo in pratica di vedere, come si può dire, di descrivere che cosa succede nella società, in particolare per quanto riguarda la popolazione anziana, studiare i fattori di rischio, studiare, non so, l'impatto della dieta e di altre cose, ovviamente. L'Italia da questo punto di vista, secondo me, non è neanche messa male. Certo è che i nostri ricercatori più famosi anche in geriatria, penso al professore Ferrucci, al professore Fontana, al professore Longo, sono tutti in America, in Australia. Quello ti dà sempre da pensare che purtroppo anche nel campo della geriatria o simile in pratica sono all'estero, quindi sicuramente la fuga dei cervelli, ecco. Ecco, io seguivo un'ultima tua apparizione anche televisiva dove spiegavi l'importanza di certe medicine, di certe terapie per il diabete anche in funzione dell'Alzheimer. Quanti passi si stanno facendo verso questa malattia, che secondo me è la malattia del secolo, l'Alzheimer, visto che rientra nelle tue, penso, dei tuoi studi più importanti, e quando secondo te si arriverà anche a una soluzione, visto che la popolazione invecchia sempre di più e questo diventa un problema sempre più importante? Sì, ma l'Alzheimer, la demenza in genere, è purtroppo come si può dire, una patologia cronica, quindi una malattia cronica con una larghissima diffusione, e tra l'altro è proprio andata aumentando in maniera incredibile anno dopo anno, per cui parlavi con mio padre, non sapevo neanche cosa fosse la parola demenza. Io invece vedo veramente tantissime di persone affette da demenza, che siano Alzheimer o non Alzheimer, questo secondo me poco conta. Ora, noi siamo su una discreta strada, buona forse un po' troppo, sia dal punto di vista della diagnostica, che quindi della diagnosi, che cerca di raffinarsi sempre di più con cose sempre più, come si può dire, sofisticate. Per quanto riguarda la terapia, abbiamo adesso anche tipo gli anticorpi monoclonali, quindi farmaci nuovi, però molti di loro hanno dato scarsissimi risultati, proprio risultati molto ma molto deludenti, quindi ancora siamo lontani da un trattamento, diciamo, definitivo dell'Alzheimer e di qualsiasi demenza in generale, sono quelle reversibili, insomma, ecco. Quindi per ora bisogna sopportarlo, bisogna tenere duro, bisogna creare una rete di supporto a queste persone, che questa è una malattia che logora il paziente, ma anche e soprattutto il caregiver, quindi i familiari e la società, ovviamente. Ecco, per quanto riguarda sempre l'Alzheimer, la prevenzione quanto è importante?
Ciao, noi abbiamo un sacco di dati in letteratura riguardo a questo e dice che in pratica quasi il 30% delle forme di Alzheimer potrebbe essere prevenuto intervenendo sull'obesità, sulla dieta, sull'attività fisica. A tal riguardo sto scrivendo insieme ad altri 50, 60, più quanti colleghi europei delle linee guida sull'importanza dell'attività fisica, dell'esercizio fisico per la demenza appunto e per il My Cognitive Impairment, che non è altro che il passaggio successivo, insomma, sia come trattamento che come prevenzione. Certo, prevenire la demenza è attualmente la cosa diciamo migliore, certo che non è facile, perché tutti gli interventi di stile di vita partono bene, però dopo abbiamo la scarsa diciamo compliance, cioè facciamo fatica ovviamente a seguirli assolutamente. Ecco Nicola, potrei parlare, mi piacerebbe stare qua ora e parlare con te perché è sempre un piacere, ma naturalmente la telefonata aveva uno scopo di celebrare un giovane ricercatore internazionale che guarda caso ha le stesse origini del mio paese, tagliolese, quindi polesano, e io ti ringrazio perché sei sempre disponibile nonostante tutti gli impegni. Grazie veramente, orgoglio polesano, l'ho scritto molto spesso nei miei post e questa volta lo sottolineo ancora, grazie. Grazie a voi veramente dell'attenzione e sono anche orgogliosissimo di essere polesano, anche se adesso sono polesano in Sicilia in pratica, però veramente sono molto fiero diciamo e orgoglioso delle mie origini polesane, assolutamente.